La temperatura fissa a meno 30 gradi perché solo così il plasma raccolto e custodito nelle sacche trasparenti si conserva al meglio, fino a 2 anni. Eccola la prima banca del plasma dei pazienti guariti dal coronavirus che hanno sviluppato gli anticorpi. A idearla la dottoressa Giustina De Silvestro, tenacia montanara di una donna gentile originaria del Cadore che ha dedicato buona parte della sua vita al reparto immunotrasfusionale dell'ospedale di Padova. L'idea della banca si basa sul fatto che molti esperti pensano che in autunno ci potrebbe essere una recrudescenza. Visto che noi abbiamo riscontrato questa positività della terapia, saremo pronti a partire molto precocemente. 60 ex malati che hanno vinto il virus hanno già donato il loro sangue, 600 millilitri cada uno. L'idea è quella di arrivare almeno a 300 donatori. Tutto casi Covid positivi gravi, perché questo sì lo si è capito, gli anticorpi vengono sviluppati soprattutto da chi ha combattuto una forma seria del virus. Il problema degli anticorpi è il problema, diciamo, l'aspetto cruciale di questa terapia. Noi dobbiamo essere certi che la quantità di anticorpi che il plasma contiene sia una quantità sufficiente per fare una terapia efficace. 12 in particolare i pazienti guariti, età tra i 50 e gli 80 anni, ai quali all'ospedale di Padova è stato iniettato il siero iperimmune, ovvero il sangue lavorato degli ex pazienti Covid positivi. È una terapia che in una fase di transizione in cui non c'è nessuna certezza sull'efficacia dei farmaci che sono in uso, può contribuire a far sì che il decorso della malattia sia più benigno.